Coach Ale Bertolucci, un Bassano che per 3/4 di gara ha gestito la partita, non ha saputo chiuderla, poi è stato punito forse anche oltre i propri demeriti. Ma il Viareggio ha fatto la sua partita come un po' sta facendo in questa stagione qui, sta lì chiuso e poi ha qualità nelle ripartenze. Onestamente ha fatto la sua onesta partita. Noi è un problema un po' che ci portiamo dietro dall'inizio dell'anno, quella che non si chiudono le partite, no, facciamo fatica a fare gol e ogni volta il portiere dell'altra squadra è sempre il migliore in campo, quindi c'è da fare mea colpa, al di là dei meriti del Viareggio c'è da fare mea colpa e abbiamo fatto una frittata stasera perché con la sconfitta del Trissino a Valdagno potevamo chiudere il girone primi in classifica, invece lo chiudiamo neanche secondi ma terzi. E pazienza, incontreremo ai quarti di finale il Monza, sarà una partita dura, ma in questo momento qui non so neanche tanto l'avversario il problema, ma quanto scrollarsi di dosso questa tensione, pressione che abbiamo, che poi dopo si quantifica nelle occasioni, nei contropiedi, che non ce la facciamo neanche a controllare la pallina, perché ci scappa la pallina, perché non è in discussione la tecnica del giocatore, è in discussione proprio la tensione e il saper gestire questi momenti qua di grande pressione delle partite, e facciamo fatica a gestire queste cose qua. Ecco, l'hai citato tu, la classifica in griglia di Coppa Italia racconta di un Bassano terzo, la classifica diciamo così generale aggiornata alla prima di ritorno racconta di un Bassano secondo, quindi in linea con le aspettative, però quanto può essere il contraccolpo di non aver centrato un primo posto che poteva sembrare addirittura stasera alla portata, e quanto invece trovarsi dal primo possibile al terzo? È dispiacere, il contraccolpo non so quanto sarà forte, se ci sarà, perché un po' questi problemi qui, anche domenica abbiamo vinto ma non eravamo contenti, eravamo arrabbiati, non abbiamo fatto tutti i gol che dovevamo fare, insomma è tutto l'anno che singhiozziamo in queste situazioni qua, quindi molto probabilmente siamo questi qui. Altre volte abbiamo magari avuto un pochino più di accortezza in determinate situazioni, abbiamo portato le partite a casa. Stasera di là c'era giocatori di qualità e ci hanno punito, bisogna fare mea colpa e niente, rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare, anzi lavorare di più per cercare di migliorare i punti deboli che abbiamo. Ultima cosa, niente, dai, adesso è quasi un bene giocare abbastanza in fretta subito a Castiglione domenica per lasciarsi alle spalle questo stop, dopodiché sul lavoro offensivo è chiaro che a questo punto bisogna portarselo dietro, come dici tu, cercando di mascherare i difetti ed esaltare quelli che sono i pregi. Sì, ora fra 3 giorni rigiochiamo a Castiglione, è una partita sulla carta facile, ma nella pista loro sono sempre battaglieri, insomma è una pista sempre complicata e niente, bisogna andare giù, cercare di fare 3 punti per migliorare poi la parte finale della finalizzazione. Io ho fatto una vita d'attaccante e non ci incasta niente né il preparatore né l'allenatore, sei te che ti devi concentrare, sei te che ti devi liberare dalle tue paure e cercare di vedere una porta da hockey, vederla come una porta da calcio e non vederla come una porta da calcio balilla.